Buonasera a tutti, sono Enzo Vacca, vi parlo dallo stand D37 dell'Oval della Fiera Internazionale del Libro di Torino e ho il piacere di accompagnarvi verso la presentazione del dizionario etimologico piemontese con un brano di musica con l'arpa celtica. Buon ascolto e spero che possiate gradire ampiamente il grande lavoro che è stato fatto per questo libro. Ciao a tutti! Buonasera a tutti, sono qui per presentarvi, sono Giovanni Ronco, sono qui per presentarvi il repertorio etimologico piemontese edito dall'Accademia Studi Piemontese, anche un nome piemontese, il Centro Studi Piemontese, dall'Accademia Studi Piemontese, pubblicato nel 2015 sotto la direzione scientifica di Anna Cornagliotti. Io sono uno dei Magnifici Sette che ha fatto questa edizione. Scusate l'attacco inelegante, ma devo dire che è un gran bel libro. È un gran bel libro. Non spetta a me dirlo certamente, ma le recensioni che abbiamo avuto, le valutazioni personali che abbiamo avuto di illustri studiosi, eccetera, eccetera, ci hanno detto che sì, tutto è perfettibile, lo sappiamo, un'opera di questo genere è inevitabilmente contiene degli errori, dei refusi, eccetera, eccetera, ma non c'è nessun'altra opera, possiamo dire, in tutta l'area europea, diciamolo pure, senza paura di essere smentito, che si è occupato di prendere una lingua, come è appunto il piemontese, di un'area regionale, perché il piemontese, sappiamo, il piemontese cosiddetto illustre, ha avuto una diffusione regionale, non è solo limitata al torinese. Ci sono altre opere che si sono occupate di tutta l'area romanza, eccetera, ma pensate, tutti gli stati, diciamo così, dell'Europa occidentale, ridotti a un volume, anche ridotto, pur essendo opere di grandissimo valore. Qui abbiamo una mole sterminata, abbiamo 1600 colonne, perché sono su 2 colonne, adesso ve le farò poi vedere, 1600 colonne di testo, più 160 pagine di introduzione. Questo per darvi un'idea quantitativa
di quest'opera. Cominciamo a parlare del titolo innanzitutto, che è Repertorio etimologico piemontese. Repertorio è, come dire, una parola un po' inusuale, nel senso che solitamente si dice il dizionario etimologico, il vocabolario etimologico, eccetera, eccetera. Perché fin dall'inizio abbiamo pensato a repertorio? Diciamo pure per modestia, poi in realtà avremmo dovuto cambiarlo oggettivamente, perché è un vero e proprio vocabolario. Repertorio è una cosa un po' più limitata, come a dire non ci siamo occupati di tutto il lessico, di tutte le parole del piemontese, ma soltanto di una parte. Così doveva essere all'inizio. Quando abbiamo cominciato a pensare a questo, all'inizio, alla fine del secolo scorso, 1999, poi 2000 abbiamo cominciato, eccetera, eccetera, pensavamo appunto semplicemente di aggiornare il dizionario etimologico piemontese di Levi, pubblicato da Paravia nel 1927. Opera che per quei tempi era già abbastanza interessante, purtroppo era innanzitutto limitata quanto a scelta delle parole da lemmatizzare, eccetera. Levi aveva anche delle sue idee particolari, spesso e volentieri le parole del piemontese venivano dall'occitano, dal provenzale, e non era sempre vero, ovviamente. E comunque questa è stata l'idea, quindi abbiamo pensato, insomma, 4-5 anni ce la facciamo. C'erano stati da parte della Regione Piemonte dei finanziamenti. Dobbiamo dire che l'assessorato alla cultura, in particolare la dottoressa Morello, è stata molto sensibile. Noi pensavamo, insomma, che comunque quella cifra non grande, ma comunque perlomeno, soprattutto per persone che venivano da fuori Torino, andavano avanti e indietro. Abbiamo cominciato un giorno alla settimana, il venerdì, i primi anni, e poi 2 giorni alla settimana, tutte le settimane che Dio mandava in terra, con una interruzione di 2 settimane a Natale, una a Pasqua e 3 ad agosto. Risultato che ci è voluto 17-18 anni per fare quest'opera, ma non come le opere, le infrastrutture che conosciamo in giro per l'Italia, che ci vuole 30 anni, per cui cominciano in un anno e poi si interrompono per 20 anni, poi riprendono, eccetera. No, questo è un lavoro continuativo, è un lavoro continuativo, e così è stato. Insomma, finalmente, come dire, smettendo di far soffrire non solo la dottoressa Morello, che nel frattempo è andata in pensione, ma anche la dottoressa Malerba, che è qui presente, siamo riusciti a pubblicarlo, che rischiavamo più o meno il linciaggio, insomma, perché a forza di raccontare che no, ma abbiamo ancora bisogno di 5 mesi, di 6 mesi, eccetera, è chiaro che sembrava una barzelletta. In realtà non era una barzelletta, perché questa materia era, come dire, continuava a crescere. Questo era oggettivamente il discorso. Dicevo repertorio perché appunto eravamo partiti con l'idea di semplicemente aggiornare quelle non molte voci del Levi. Insomma, è un libricino molto piccolo, il Levi, il dizionario etimologico appunto di Levi. E poi appunto è venuto fuori questa cosa. Poi abbiamo detto, ma allora non chiamiamolo più repertorio, chiamiamolo dizionario vocabolario. Ma no, ormai ci siamo affezionati, la sigla rep ci va benissimo e continuiamo così, insomma, non stiamo a sottilizzare troppo. Etimologico perché è un dizionario che, oltre a registrare le parole, quelle che potete trovare sui dizionari di Brero, di Gribaldo, eccetera, eccetera, registra anche le numerose varianti di questi termini, numerosi relativamente, perché ovviamente stiamo parlando appunto di piemontese, nel senso di piemontese illustri, quindi sostanzialmente in torinese. Non abbiamo registrato
gli infiniti vocaboli di tutte le varietà subregionali, canavesane, monferrine, eccetera. Qualcuna ci si è infilata a forza, diciamo così, perché rientrava appunto in un discorso generale, ma tendenzialmente le abbiamo escluse. Tanto ce n'era già abbastanza così, cioè non c'era problema. Quindi diceva appunto piemontese con questa limitazione che si fa per dire, insomma. La prima parte, queste 160 pagine di introduzione, si fa per dire, contengono moltissime cose. Contengono una panoramica di tutti gli studi di questo genere, praticamente dalla fine del 1700 fino ai giorni nostri, tutti i vocabolari che sono stati pubblicati, fatti appunto dalla collega Cornagliotti. Poi, fra le tante altre cose, alcune a cura del sottoscritto, come una rappresentazione della situazione dialettale del Piemonte, e poi la grafia, il problema della grafia, dell'ortografia piemontese, altro problema molto, molto complesso. Noi qui abbiamo scelto la grafia dei Brandè, sia per rispetto delle scelte del centro studi, e poi perché comunque è una grafia piuttosto affermata attualmente, nonostante appunto altre proposte, eccetera, eccetera. Comunque ci sembrava giusto storicamente fare riferimento a questa grafia, quella Pacotto Viglongo, insomma, per intenderci. Poi un'altra cosa molto importante, sempre di questa introduzione, stiamo parlando di pagine e pagine, non sono delle mezze paginette, perché per arrivare a 160 pagine di questo formato bisogna metterci qualcosa dentro. Un'altra cosa molto importante, questa fatta dalla collega Parnigoni, uno studio sui prefissi e i suffissi delle parole piemontesi, che io ho sentito dai colleghi in giro, è stato molto apprezzato perché non c'era niente di simile, e quindi nella formazione delle parole, no, diminutivi, vezzeggiativi, c'è un elenco infinito di queste cose. La bibliografia, quella cosa che solitamente nessuno legge, ma che in realtà qui è fondamentale, ci sono 160 colonne, quindi un'ottantina di pagine di testi citati, ma non citati per riempire delle pagine, sono testi che ahimè al 99% sono stati tutti consultati. Immaginate cosa vuol dire, si parla di centinaia di testi. Abbiamo avuto la fortuna che il nostro direttore scientifico, Anna Cornagliotti, ci ha messo a disposizione il suo studio, una stanza del suo alloggio, riempito di libri, di fotocopie, non si riusciva più a girarsi, insomma, e noi andavamo lì giusto per poter consultare questi testi. Perché voi immaginate cosa vuol dire dover controllare una citazione e dire ah sì, questo è alla nazionale, cioè andiamo alla nazionale per controllare una cosa, bisognava averle tutte a disposizione. Era un campo di battaglia quello studio, perché non sapevamo più dove mettere questi testi, le fotocopie per terra, ce n'era dappertutto. Questo per dire concretamente cos'è stato questo lavoro, no? Questo bisogna sempre tenere presente. E poi ci sono ovviamente le parole, le lettere, ce le siamo divise, distribuiti un po' fra tutti. I redattori sono Luca Bellone, Anna Ceruti Garlanda, che non c'è più, Anna Cornagliotti ovviamente, Marisa Falconi, anche lei, Laura Parnigoni, il sottoscritto e Consolina Vigliero. Ce li siamo un po' distribuiti in base alle disponibilità anche temporali che avevamo, ovviamente. Che dire, faccio qualche esempio, poi se vuoi, facciamo due o tre esempi. Allora, la parola babi, sapete tutti cosa vuol dire babi, vuol dire rospo, no? Una serie di, zoologicamente, messo rospo chiaramente, nella locuzione, soprattutto la prima attestazione significativa, questa
dei dizionari piemontesi, ovviamente, essere al pian di Babi, essere ridotto in miseria, essere al verde, eccetera, eccetera. E poi c'è abbabbiese, accovacciarsi, acquattarsi e via discorrendo, ambabiolè, abbindolare, raggirare, babbià, babbias, tutte parole derivate appunto da Babi. Poi c'è la parte etimologica, quella propria del dizionario, che dice: la voce già registrata in Vopisco nel 1564, perché l'unico, diciamo, non si chiama vocabolario, si chiama prontuario, è un testo del 1564 in latino, in cui ogni tanto compaiono delle parole in piemontese, no? Per esempio Babio dice a questo proposito id est rospo, cioè il rospo, no? Siamo nell'epoca in cui si cominciava a pensare di insegnare l'italiano. Sono le scelte del duca Emanuele Filiberto, che voleva far diventare italiano il Ducato di Savoia, che non lo era, lui stesso non conosceva l'italiano. Dicevano gli ambasciatori veneti che riusciva a sostenere una conversazione in italiano per 10 minuti e poi passava al francese. Leggeva i testi della letteratura italiana, Dante, Petrarca, Boccaccio, li leggeva in francese, perché non era in grado di leggere l'italiano. E Vopisco è uno di coloro che, attraverso l'Università di Mondovì, eccetera, eccetera, era stato chiamato dal resto d'Italia, dall'Italia centrale, meridionale, eccetera, per parlare italiano, per insegnare italiano almeno a quella che sarebbe stata poi la classe dirigente, diciamo così. Ovviamente all'università allora andavano i 4 gatti, chiaramente. Quindi questo è interessante, però, eccetera. Poi per secoli non c'è stato più nulla di simile. Bisognerà aspettare la fine del 1700 con l'opera appunto di Pipino, il dizionario piemontese, eccetera, italiano, francese, latino, eccetera, come era allora. E la cosa molto interessante che non vi ho ancora detto, che per la redazione di questo vocabolario, di questo repertorio, abbiamo utilizzato un'opera eccezionale conservata all'Accademia delle Scienze di Torino, manoscritta, il dizionario di Nicolao Brovardi. Sono 11 libroni in cui ci sono delle strisce sopra, in cui questo professor Unghi allora era un archiatra, non sappiamo bene come, non lo sappiamo, non sappiamo bene, certo avrà avuto dei collaboratori, a tempo perso evidentemente ha fatto un'opera gigantesca, cioè ha trascritto tutte le parole del piemontese di allora usando niente meno che una grafia fonetica. Ora, parlare di grafia fonetica bisogna aspettare almeno la metà del 1800. Costui alla fine del 1700, probabilmente è morto nel 1796, da quelle parti lì, non siamo neanche molto sicuri, trascrive il piemontese in base alla pronuncia. Abbiamo l'attestazione della pronuncia di allora, perché registrava le differenze della pronuncia, quindi sappiamo come venivano pronunciate certe parole. Oggi per noi fa ridere, abbiamo i registratori, chiaro, ci sono studi di fonetica, eccetera, eccetera, abbiamo l'alfabeto fonetico internazionale che ci aiuta a scrivere in modo corretto tutte queste cose. Allora non c'era nulla. Si è inventato dei segni, ovviamente essendo un medico aveva studiato anche il greco, quindi utilizzava anche l'alfabeto greco del greco classico, ovviamente, per indicare certi suoni. Si è inventato anche un ordinamento alfabetico tutto suo. Prima vengono tutte le vocali e dopo vengono le consonanti, inventandosi dei segni per quei suoni che in italiano non c'erano. Pensate a E, U, E, si è inventato dei segni. Devo dire, per esempio, di quest'opera tutti i vocabolaristi del secolo del Settecento parlano, accennano, si capisce chiaramente che hanno visto questi testi, li hanno aperti e poi li hanno immediatamente richiusi.
Primo perché non riuscivano a leggere. Devo dire che il sottoscritto si è messo lì con santa pazienza, ha cercato innanzitutto di ricostruire tutti i segni che ha usato. Cancellare quella che oggi si direbbe la fake news, per cui mancava, si arrivava solo fino alla lettera S, anzi alla lettera T, veramente. E poi non c'era più niente dopo, quindi si è perso un volume, niente affatto, perché la Z non esiste nel piemontese. Le vocali, la U era prima, dopo A, E, I, O, U, quindi il testo è completo. L'abbiamo ovviamente tutto, diciamo così, per intenderci, microfilmato, insomma, e una copia è stata data ai redattori che ovviamente l'hanno utilizzato. Ci sono molte parole che ovviamente sono anche degli italianismi e che quindi ci hanno interessato meno, ma altre parole con significati molto precisi, molto articolati. C'è stato di grandissimo. Non c'è nessun'altra opera, possiamo dire, sul mercato che ha utilizzato questa opera, appunto, il dizionario. Il dizionario è un titolo così, non esiste, di Nicolao Brovardi, di cui, torno a ripetere, non si sa moltissimo. Esisteva una lapide, perché insegnava all'università ovviamente, una lapide a Palazzo degli Stemmi, quando dopo tutti quei lavori di restauro è crollato tutto, dopo averlo restaurato eccetera, anche dove era collocata questa lapide si è persa. Non so, ho provato a fare qualche ricerca, ma tutti mi guardano come dire questo non ha niente di meglio da fare, chissà che fine ha fatto questa lapide, insomma, che c'era. Comunque adesso, a parte questo, allora dicevo, tornando a noi, alla voce Babi, la voce già registrata in Vopisco nel 1164 proviene dal latino babulum, che vuol dire sciocco, babbeo, attestato in latino come nomignolo di un brigante, sembra così, probabilmente composto da babere più ulum. Il significato di rospo si spiega grazie alla scarsa considerazione di questo animale. Non è molto considerato, come voi sapete, no? Ecco, reputato essere stupido e goffo. Il valore semantico dei vocaboli è chiaramente legato al senso di assumere la posizione dei verbi, cioè scusate, ambabiulè, babiuese, assumere la posizione che ha questo animale che si acquatta in qualche modo, no? Questa parola è anche diffusa in area ligure e lombarda ed è conosciuta anche nel provenzale antico, eccetera, eccetera. Il tipo babiu, perché abbiamo registrato anche babio, è un termine, babio vuol dire babbeo, è un termine anche gergale che significa manicomio criminale. Babio, nella raccolta gergale fatta da Ferrero, dice appunto, significa appunto manicomio criminale, è rifatto su Babi, in quanto l'aspetto ributtante del rospo richiama una realtà orribile, quale appunto quella del manicomio, pensate poi un tempo, ed è ampiamente attestato in ambito gergale nelle varietà settentrionali d'Italia, eccetera, eccetera. Vedete che c'è anche un riferimento a dei dati, come dire, culturali, non c'è solo un discorso etimologico, e poi segue tutta una serie, ovviamente di cui non leggerò nulla, di riferimenti a opere del passato che hanno studiato questa parola, con i relativi rimandi, per cui uno può andare a controllare e verificare appunto quello che ha detto, non so, Flecchia, Viriglio, Toppino, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Poi, un'altra cosa piuttosto interessante, per esempio, brûlé, il vin brûlé. Sapete cos'è il vin brûlé? Sì, vino caldo aromatizzato appunto con le spezie. È uno pseudo francesismo da vin brûlé, letteralmente vino bruciato appunto, sulla cui origine esistono numerose teorie, tra le quali quella esposta in un certo dizionario
che suppone una provenienza dal latino volgare brustulare, bruciare, derivato dalla base prelatina che non ci interessa. Una delle opere più importanti appunto della lessicografia romanza è il Trésor de la langue française, più recentemente altre opere anche italiane parlano invece di un riferimento a un altro verbo latino che è ustulare, non si sa bene poi questo iniziale da dove venga fuori, eccetera, eccetera. In francese, sempre secondo il Trésor de la langue française, si registra un'unica attestazione agli inizi del secolo scorso. Vin brûlé du Portugal, in una certa opera, nell'accezione propria di vino prodotto da acidi sottoposti a essiccazione al sole. Come già rilevato nel Panzini, che è un'opera in dizionario italiano, il significato di vino fatto bollire con l'aggiunta di aromi e bevuto molto caldo è frutto di una risemantizzazione, cioè è stato reinterpretato di ambito italiano, probabilmente proprio di origine e di diffusione dell'Italia settentrionale, forse probabilmente piemontese. Eccetera, eccetera. Il corrispondente francese sarebbe vin chaud, vino caldo, vino bollito, zuccherato e aromatizzato, eccetera, eccetera. Ecco, possiamo ancora fare questo, sì. Facciamo ancora questo esempio con il famoso Bunet. Sapete tutti cos'è il Bunet, ovviamente. Significato proprio, registrato nel primo dizionario piemontese vero e proprio, appunto, è berretto, pipino, berretto, ma anche recipiente in rame a forma di berretto usato in pasticceria. Stiamo sempre parlando di un testo della fine del 1700. E poi tipo di dolce, budino tipico del Piemonte, a base di uova, zucchero, latte, eccetera, eccetera, in un dizionario di poco posteriore, il Capello, che è del 1815. Francesismo, da Bonnet, berretto, verosimilmente, come ritengono alcuni dizionari, da un latino medievale, addirittura risalente alla Lex Salica, eccetera, eccetera, dove aveva questo significato appunto di berretto. Tralascio questi aspetti filologici. Il lemma piemontese presenta l'evoluzione semantica da berretto a stampo in rame usato per cuocere dolci, che per la forma ricorda il berretto, per passare infine a designare il dolce stesso. Nel Sant'Albino, altra opera monumentale della lessicografia piemontese, lo stampo in rame in cui si cuocevano i budini flam veniva chiamato bunette de cuisine, cappello da cucina, berretto del cuoco, insomma. Poi c'è ancora un'altra interpretazione diversa. Noi quando abbiamo trovato queste cose le abbiamo registrate perché sono dei dati culturali, no? Quindi un'interpretazione diversa di origine popolare e diffusa in particolare in territorio langarolo ritiene invece che il nome culinario richiamasse il cappello in quanto il dolce veniva servito alla fine del pasto, in analogia con il copricapo. Il copricapo si mette alla fine, quando uno si è messo la giacca, il cappotto, eccetera, eccetera, si mette il cappello per uscire. Questa è un'altra interpretazione. E poi abbiamo, perché non ci siamo fatti mancare nulla ovviamente, ci siamo dati anche alla gastronomia. Si conoscono almeno due tipi differenti di bunette. Quello tradizionale, oggi meno diffuso, detto alla monferrina, i cui ingredienti sono uova, latte, zucchero e amaretti. La variante recente, attualmente la più nota, che presenta l'aggiunta delle nocciole e del cioccolato o del cacao, dovuti questi ultimi all'ingresso nelle cucine ricche di nuovi ingredienti, specialmente quelli di origine sudamericana, ovviamente, il cacao, insomma, è spesso accompagnata da una decorazione di amaretti interi sulla parte superiore. In alcuni documenti medievali della regione, il Piemonte, viene dimostrato come il dolce fosse già diffuso
nei banchetti del secolo XIII, cioè del 1200, già, come dire, consumavano il bunetto. Nel senso di primario di berretto, va bene, la forma piemontese conosce vari altri termini nel resto d'Italia. Allora, se avete delle domande da fare, fatele, così finisco di tediarvi. Ah, vabbè. Finiamo qui la registrazione. Sì, allora aggiungo solo una piccola Poi cosa. potete parlare, ma Sì, non possiamo sì. portarlo in diretta. Aggiungo solo una piccola cosa. Chi segue la rivista Studi Piemontesi, ve lo consiglio, non per quello che adesso vi dico, perché comunque è una gran bella rivista. Quando posso, tendenzialmente in uno dei 2 numeri all'anno, ci sono anche delle schede lessicografiche firmate dal sottoscritto, da qualche collaboratore. Sono dovute normalmente a degli amici che mi dicono: io ho cercato quella parola ma non l'ho trovata sul rap. E allora, come dire, preso dal rimorso, oltre a spiegare che forse probabilmente questa è la rivista, probabilmente non è del torinese, però comunque per accontentare questi amici che sono sempre molto solerti, magari scrivo anche una mezza paginetta di etimologia. È una forma anche per continuare questo lavoro, che ovviamente non sarà mai finito, forse fra 1000 anni, chi lo sa. Anzi, qualcuno nelle recensioni, giusto per concludere in modo un po' sorridente, augurava che facessimo presto una nuova edizione. Io ho fatto delle controrecensioni perché qualcuno è stato un po', come dire, particolarmente cattivo, dicendo: se questo è un augurio lo accettiamo, ma state pur tranquilli che non dovrete più sorbirvi di nuovo un'altra opera come questa, chissà per quanti secoli, perché assolutamente più nessuno si azzarderà di sicuro. Comunque sarà una base di partenza, e così è, così viene testimoniato dai colleghi, per qualsiasi ulteriore ricerca, perché veramente, adesso a parte la falsa modestia eccetera, qui c'è moltissimo lavoro, e comunque per anche correggere quello che è stato scritto, perché non è il Vangelo tutto quello che è stato scritto, bisogna partire da qui. Questo è. Grazie a tutti. Bravo Giovanni.